In Sicilia sta aprendo la scuola più piccola d'Europa, una sola maestra per una sola alunna. Ma che non ci credete? E fate male. Succede davvero e succede a Ginostra, che è una frazione di Stromboli, perché sta picciridda di 5 anni, se no ogni giorno si doveva fare un'ora dall'Iscafo per arrivare a Lipari per frequentare la scuola. Quindi la comunità è riuscita a crearle questa piccola scuola ad hoc. Poetico, vero? Il mare, la vita dell'isola. Ma voi ci pensate, siamo Ischina. Oggi interrogo. Chissà chi. Vediamo chi viene alla lavagna. Chissà chi. Poi arriva il momento delle recite scolastiche e lei fa Capuccetto Rosso, la nonna, il lupo, la voce narrante e pure l'albero. Poi arriva l'ora di educazione fisica, corsa campestre. Lei arriva prima, seconda, terza, pure ultima. Cioè vince il pole, prima medaglia di bronzo, medaglia d'argento, è pure squalificata. Per non parlare del compito in classe. Ma tu te lo immagini a stare 2 ore con la professoressa che ti fissa perché tanto deve guardare soltanto a te? Ma poi voi ve lo ricordate com'erano terribili le giornate quando non veniva il nostro compagno di banco? Cioè, ma come si permetteva? Ma questa la può salvare solo l'amico immaginario. Ora, a parte gli scherzi, un abbraccio a questa piccola e ai suoi genitori e un applauso a questa comunità che è riuscita a mettere su una scuola ad hoc per una bimba che così eviterà di perdere tante lezioni o di dover stare tutto il giorno in DAD davanti allo schermo. Bella per Stromboli.